abbiamo ripreso le nostre attività, ma quel ricordo non ci lascerà mai, anche perché è stata una cosa incredibile, incredibile. C'è anche una delegazione di cittadini di Codogno, paese lombardo della Bassa Lodigiana, a Vo. 18 marzo, giornata in memoria delle vittime del Covid. Per Vo, giornata che porta inevitabilmente a 6 anni fa. Chiusi all'interno della zona rossa i cittadini di Vo, che già piangono la prima vittima del Covid, Adriano Trevisan, e presto piangeranno anche l'amico Renato Turetta. Dolore, incredulità e resilienza, perché nessuno molla e qui inizia la lotta contro il virus, con i cittadini in coda per i tamponi, i test sierologici, che saranno fondamentali per studiarlo e arrivare a contrastarlo. Direttore generale dell'ULSS 6 Euganea, Patrizia Benini, era allora direttore sanitario e non dimentica la drammatica sera di venerdì 21 febbraio 2020. Venne l'allora presidente Zaia, eravamo tutti noi e fu deciso lì di chiudere l'ospedale di Schiavonia e poi dopo Vo. E si fece una mail alle 19:42, rimangono indelebili nella mente di chi poi l'ha fatta, spedita dal direttore sanitario, allora ero io, ma in condivisione con tutti, quindi sono state prese delle decisioni organizzative molto forti che sembravano in quel momento assurde, però col senno di poi sono state decisive. Scienza e forza della comunità, così si uscì da uno dei periodi più difficili della storia recente, con Vo diventato un simbolo. I 6 anni sembrano volati, abbiamo come amministrazione comunale di allora e di oggi necessità di tornare a capire quello che è accaduto e lo stiamo facendo anche guardando al futuro e intessendo delle relazioni che vanno oltre, proprio in memoria di chi non è più con noi, tra le comunità di Codogno in particolare e della Bassa Lodigiana. I due comuni, Vo e Codogno, sono pronti al gemellaggio. Il 21 febbraio lo ha lanciato come proposta il sindaco della città lombarda. Il sigillo arriverà durante la festa dell'uva di Vo a settembre. Nel frattempo, in questa giornata di memoria, si guarda avanti con l'inaugurazione di nuove aule nella scuola del paese dove la vita continua a fiorire. La sofferenza però ha creato una speranza, ha dato forza e sicuramente li ha fatti unire. Credo che questo sia un grande messaggio anche oggi che vediamo quello che sta succedendo a livello europeo e internazionale